il fiume Lamone e quindi degli approcci e dei contesti naturalistici che, come avete visto anche nel video che è stato proiettato, l'attraversamento appunto dell'Appennino dà molto il senso di questa importanza della 100 km anche come gara che, proprio come abbiamo voluto intitolare questa mostra, è in grado di moltiplicarsi in percentuale. Noi diciamo 100%, vale a dire la 100 km è in grado di produrre un contesto sempre più favorevole, quella famosa rete che ogni tanto diciamo che occorre realizzare per valorizzare non solo un aspetto che fai la gara, ma essere in grado di sapere che tu fai una gara che passa all'interno dei paesi, che passa all'interno di vie, che passa all'interno di sentieri, che hanno una loro storia, che hanno delle loro tradizioni che noi vogliamo farli vivere, non in senso unificato e ossificato, ma farli vivere proprio per dare slancio ad ulteriori sforzi per il futuro. Noi, quindi, se voi guardate le foto, voi potrete capire meglio anche il senso delle serate che qui si terranno, in alcuni casi alle 18:30, in alcuni casi alle 20:30, per tutta una serie di giornate, come potete vedere dal programma, da qui fino alla vigilia della 100 km. Quindi vi invitiamo a visitarli, a soffermarvi e ad ascoltare anche i dibattiti o le comunicazioni che faremo qui nelle serate apposta. Io credo, vero Adolfo, qualcuno che mi guarda, dopo verrà dato via il volantino, se non è stato dato via, in cui sono previsti tutti gli eventi. Io però al momento, per non farla troppo lunga, perché qui dopo vogliamo fare un riconoscimento ad alcune persone e istituzioni che hanno fondato, ideato e condotto la 100 km, e lo faremo rapidamente senza tanti brontoli. Darei la parola adesso prima al signor Sindaco che ci ospita intanto in questa sala che è messa a disposizione nel cuore della città da parte dell'amministrazione comunale. Poi abbiamo anche qui l'amico Paolo Loretti che è assessore allo sport in provincia, che potrà portare sicuramente un proprio contributo di idee e noi pensiamo anche, così come fa già generosamente il comune, anche un contributo, come dire, di carattere economico, e come dice Pirini non fa mai male, perché qui se non si va tutti i giorni a caccia di risorse non riusciamo sicuramente a vedere in piedi, seppure con volontariato, un'impresa di questo genere. Poi ci sarà un brindisi, non aspettate un grande rispetto, ma un brindisi è un zuccherello che si dice in italiano romagnolo, che alla fine, in romagnolo, anzi non in italiano, che alla fine potremo consumare. Grazie, ascoltiamo con un po' di silenzio, se possibile, il nostro sindaco Giovanni Malpezzi. Grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie al Presidente Ferri per questa sua introduzione. Diceva il Presidente che l'amministrazione comunale ha ospitato questa mostra, questa galleria che è nel cuore della città. Non poteva essere diversamente, perché la 100 è il cuore della città, per quei suoi 40 anni di storia, per quelle grandi emozioni che in questi anni ha saputo trasmettere a tanti faentini che vedo anche qui presenti, tante persone che sono cresciute
dei discorsi, dei ricordi, delle emozioni, degli stimoli per impegnarsi per la nuova corsa. Poi certamente c'è una funzione aggregativa di questo movimento della scienza, perché nel mettere insieme tanti volontari che si impegnano durante l'anno per poter mettere in campo tutte le iniziative affinché si arrivi alla partenza con la massima efficienza dell'organizzazione, e poi il giorno stesso della gara con centinaia di volontari che lungo il percorso si impegnano perché gli atleti abbiano la massima assistenza, abbiano tutti il comfort che questo sforzo richiede. E poi c'è anche una funzione, promozione dei territori, con uno scopo, con le amministrazioni comunali. Certamente apprezziamo questo evento perché è un evento che fa conoscere la nostra terra, i nostri territori, tramite anche una funzione di promozione turistica. Io stesso sono presente alla partenza per gli altri anni a Firenze, spero ci sia anche il sindaco come è successo nel 2010. Cercheremo di movimentare un po' questo momento particolare perché sia sempre più un'occasione per promuovere le nostre città, per le loro bellezze dal punto di vista culturale. Certamente Firenze primeggia, ma anche Faenza penso non abbia nulla da invidiare a tante altre realtà, e poi anche non posso dimenticare gli altri comuni che vengono percorsi lungo il tracciato, da Fiesole, San Lorenzo, Marradi, Peschiera. Tutti questi sono uniti in questo evento, un evento che quest'anno raggiunge un traguardo importante, una tappa importante, perché il traguardo è la fine di una corsa. Questo non mi piace come termine, è un gran premio della montagna, 40 anni, certamente è una durata che testimonia la validità e l'impegno di tante persone che ha fatto sì che si arrivasse oggi con questa manifestazione sempre più viva e vitale. Fra tutte queste persone consentitevi di ricordarne una è qui al tavolo, fa un po' repubblicano, si mette in disparte. Mi riferisco a Pini Clementi, vedi di chiacchierarsi. Senza nulla togliere al Presidente Ferri, siamo tutti consapevoli che l'accento è Pirì, l'accento senza Pirì non sarebbe qui, ed è per questo, anche per questo, non solo per questo, che l'amministrazione comunale ha fatto proprio il parere della commissione per il Faentino sotto la torre. Lo saprete tutti, ma mi sembra giusto ricordarlo in questa occasione.
alle immagini che non riusciremo a ricordare tutti, ma con questi nomi vogliamo sicuramente ringraziare tutti i volontari, e in questo caso in particolare quelli che hanno lavorato per questa situazione, in questa occasione. Chiamerei qui veramente Piani, se può venire qua, perché tra l'altro vi devo dire una cosa relativamente alla procedura che dobbiamo attivare. Viene Adolfo, grazie. Allora, dovremmo procedere adesso con la consegna, attraverso, approfittiamo della presenza del sindaco, dell'assessore allo sport della provincia e anche l'assessore Maria Chiara Campodomi, che è stata con noi fino adesso in parte di Romagna, per consegnare un riconoscimento a coloro che ci hanno permesso ad oggi di essere qui, coloro che hanno ideato, coloro che hanno fondato, coloro che hanno condotto la 100 km. Abbiamo voluto selezionare questi nominativi perché sono tanti coloro che ci hanno lavorato, ma abbiamo cercato di prendere i più emblematici. In questo caso allora direi di partire da quelli che sono gli enti promotori che l'hanno in un qualche modo sostenuta e in molti casi anche finanziata. Chiamerei il dottor Zinzani, che è presidente del consorzio dei vini di Romagna, che è una delle associazioni. Chiediamo all'assessore Valenti di aiutarci a corrispondere il riconoscimento ad una delle associazioni, l'UOE, che fra l'altro, come sappiamo, quest'anno festeggia anche il centenario della propria fondazione ed è sicuramente stata all'interno degli albori della 100 km una delle realtà che ci ha messo testa, forza e volontà. Grazie, abbiamo qui il presidente Guidi e l'ultima.
tempo più ampia, che era quello intanto della Romagna. Noi spesso parliamo oggi di Romagna come area vasta, ma non per diventare dei romagnolisti così chiusi nelle nostre mura, ma per diventare delle realtà che guardano anche al mondo globale. Al Teodorcini pensiamo con tutte le sue idee fantasmagoriche, ma anche piene di significato, di storia e di cultura, guardava veramente non solo a Faenza, guardava al mondo. E io chiamerei qui appunto i congiunti di Matteo Dorcini che avevo visto poco fa. Ci sono, per favore, Andrea? Ci è scappato, che dobbiamo dire. Andrea Dorcini non c'è. Vabbè, glielo consiglieremo in altra occasione. Vi ringrazio, procediamo con questo che io cito ora. Non era fra i fondatori, almeno della 100 km, ma è stato sicuramente un uomo che ha fondato anche molte cose nella nostra città e che noi non vogliamo citare tutte quelle che ha fatto per Faenza, ma vogliamo citare la grande capacità di conduzione che ha avuto come presidente, diciamo, significativo, storico e importante di ricostituzione dell'organizzazione della 100, appunto da quando lui pensionato si dichiarò disponibile in termini di volontariato insieme a 100.000 cose a fare anche questa, e ci ha portato sicuramente fortuna, oltre che anche lui grande saggezza, grande affetto. Parlo del senatore Elio Massinelli e vogliamo ringraziare tanto la figlia, la quale prego il sindaco. Procederei ricordando anche qui invece un'altra persona che non è più fra di noi, ma che è sempre stata vicino al mondo dello sport e al mondo del giornalismo, tant'è che si è avvicinato Renato Camina a 100 km come sponsor, diciamo come affetto stampa. Vedo qui, se non sbaglio, la figlia, e quindi vorrei veramente che venga, Chiara Marcoloni. Ho detto che tra l'altro si allontanava un po', probabilmente perché ha visto alcune foto del Papo. Grazie a lei, tramite lei. Infine, non è che ci toccherà commettere anche qualche gaffo, forse lasciare indietro qualcuno, ma sicuramente alcuni altri amici della 100 che anch'essi non ci sono più, quindi dopo vorremmo chiudere con una persona che invece c'è ancora. Vedo qui il figlio di Lusa, che è stato anche lui, se non uno dei fondatori immediati, è stato uno degli accompagnatori che dal secondo terzo anno è stato sulla 100 km, e vi ricordo i suoi verbali studiosamente scritti quando sono andato alla città. Quindi vorremmo anche al figlio di Lusa, Paolo, questo riconoscimento per coloro che ci hanno aiutato a fondare. Concluderei per darvi il senso non solo, quindi, come abbiamo detto tutt'oggi, dell'attività sportiva della nostra 100 km, che si è sempre venuta di più evolvendo come grande gara atletica. Concluderei chiamando qui con noi il preside dell'Istituto di Ceramica Rolando Giovannini, che vorremmo anche
mangiare.